Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di oggi. Palermo, ancora Far West a Sferracavallo, terza rissa in poche settimane. Una decina le persone coinvolte nel nuovo pestaggio avvenuto all'interno del Luna Park. E scontro fra governo e magistrati sul decreto sicurezza. Il Tribunale di Catania considera illegittima la nuova procedura per i richiedenti asilo politico. Ponte sullo Stretto, consegnato il progetto definitivo dell'opera. L'obiettivo è avviare cantieri entro l'estate del 2024. Elish Lane da Agrigento, prima del ponte pensiamo alle strade dell'isola. Rifiuti, il Comune di Catania in cerca di soluzioni per uscire dall'emergenza. Saranno realizzate diverse isole ecologiche in pieno centro, ma molti residenti si oppongono. Arancino da record a Messina, oltre mezzo quintale di bontà, la mega opera gastronomica supera il precedente record stabilito nel 2019 a Catania. E poi il calcio, un Catania perfetto, stende 4-0 la Casertana a domicilio. Tabiani azzecca tutte le scelte, doppietta per Di Carmine e Chiricò. Vince anche il Messina contro l'Avellino, primo successo in campionato per i giallorossi. Nuova rissa a Sferracavallo in provincia di Palermo, stavolta una decina di contendenti che si sono pestati dentro il Luna Park allestito in occasione della festa dei santi patroni Cosma e Damiano. 3 sabati consecutivi di violenza inaudita e spesso dovuta a futili motivi. Maglio viola. Terza rissa in 3 settimane, terzo sabato di fila di tensione, paura e botte a Sferracavallo, borgata marinara del Palermitano. L'area sembra essersi trasformata in un Far West che nessuno sembra più in grado di contenere e i festeggiamenti per i santi Cosma e Damiano si sono trasformati più in incontri di pugilato che altro. Ieri sera l'ultimo caos è scoppiato all'interno del Luna Park, realizzato in occasione proprio dei festeggiamenti dei santi padroni della borgata. Una decina di persone se ne sono date di santa ragione. Ad essere coinvolti sarebbero stati 2 gruppi di giovani davanti agli occhi delle famiglie, bambini compresi. Solo l'arrivo delle forze dell'ordine ha riportato la calma. La storia si ripete, come la settimana scorsa lanci di sedie e caos si erano verificati durante la serata I 40 che ballano i 90 a Piazza Becadelli. Uno spettacolo di musica anni 90. In quel caso la rissa sarebbe scoppiata fra ambulanti e poi avrebbe coinvolto un ristoratore ed un abusivo sarebbe rimasto ferito alla nuca con un colpo di sedia. Lo scorso 16 settembre, dunque 3 settimane fa, era scoppiata la prima maxi rissa tra baby gang a causa di un like sui social rivolto ad una ragazza della Marinella. Anche in quell'occasione sono volate sedie e tavolini, ma senza causare feriti. Dopo i fatti di 3 sabati fa, il comitato dei residenti di Sferracavallo aveva già anche inviato una lettera al questore per denunciare il problema sicurezza nell'area. Il cadavere avvistato nel pomeriggio nelle acque antistanti a Punta Laimo, a Lampedusa, è stato recuperato dalla Guardia di Finanza. Il corpo, rimasto in acqua parecchi giorni, è in avanzato stato di decomposizione. La polizia scientifica è intervenuta in ausilio per un'ispezione. Sale di tono lo scontro fra governo e magistrati dopo la decisione del Tribunale di Catania che di fatto mette in discussione la legittimità della nuova procedura di frontiera per i richiedenti asilo, disposte con il cosiddetto decreto Cutrò. Maglio viola. Ringrazio Dio e il giudice. Ha reagito così uno dei 3 migranti attualmente nell'hotspot di Pozzallo, per i quali era stato disposto il trattenimento per 28 giorni in base al decreto Cutro per analizzare la richiesta dello status di rifugiato. Lui, come gli altri 2, adesso ha in tasca l'attestato nominativo di richiedente asilo e confessa che il suo era un rientro irregolare in Italia. Ero già venuto in questo paese 2 anni fa, sempre su un barcone, ma quella volta non ero riuscito ad attivare la richiesta di protezione internazionale, dice il tunisino di 31 anni, che è arrivato a Lampedusa il 20 settembre scorso e poi è stato trasferito a Pozzallo. Per lui il Tribunale di Catania ha disposto il non trattenimento. Parte così dalla Sicilia lo scontro fra magistratura e governo. Ad essere messo in discussione è il trattenimento dei richiedenti asilo provenienti dai cosiddetti paesi sicuri, che sono in attesa dell'esito della procedura di frontiera accelerata e la relativa cauzione di 5.000 euro per rimanere in libertà stabiliti proprio dal decreto Cutro. Secondo il giudice la procedura di legge è illegittima e confligge con la normativa dell'Unione Europea, oltre a non essere in linea con i principi costituzionali. Il ministro Matteo Salvini sui social attacca: serve una profonda riforma della giustizia, mentre a difendere il provvedimento del giudice etneo tutta l'opposizione con i radicali che si spingono fino a dire che il giudice ha fermato l'escalation razzista.
La decisione del magistrato Iolanda Apostolico è arrivata appena 5 giorni dopo l'inaugurazione della stessa struttura di Pozzallo, una parte della quale, circa 80 posti, è destinata proprio ad ospitare le persone sottoposte alla procedura di frontiera accelerata. Il ministro dell'Interno annuncia che ricorrerà contro la decisione del Tribunale di Catania, sottoporrà dunque al vaglio di un altro giudice la fondatezza dei richiami giuridici contenuti nel provvedimento, ma la battaglia, oltre che legale, sarà, come già è, certamente politica. Ponte sullo Stretto, il consorzio Eurolink ha consegnato nei tempi previsti l'aggiornamento del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera. L'obiettivo è avviare i cantieri entro l'estate del 2024. Francesco Triolo. Aspettando che i soldi per la sua realizzazione vengano previsti nella manovra di governo, per il Ponte sullo Stretto arriva la relazione di aggiornamento del progetto esecutivo definitivo, tutto secondo i programmi. Il 30 settembre era la data indicata dalla legge approvata in Parlamento lo scorso maggio e la scadenza è stata rispettata dal consorzio Eurolink guidato da WeBuild. L'aggiornamento riguarda sia il ponte che le opere di collegamento stradale e ferroviario. Inizia così ufficialmente la fase esecutiva della progettazione. L'impianto sostanziale resta immutato, ma ci sono modifiche imposte dagli aggiornamenti dei materiali, dalle nuove norme tecniche per le costruzioni, alla modellazione geologica e caratterizzazione geotecnica, dai necessari adeguamenti alle nuove leggi in materia di sicurezza e ai manuali tecnici di progettazione, alle prescrizioni ambientali, dall'evoluzione tecnologica dei materiali di costruzione alle tecniche costruttive. L'aggiornamento riguarda anche gli studi di impatto e di incidenza ambientale e la realizzazione paesaggistica. Con il rispetto dei tempi l'obiettivo rimane quello di avviare i cantieri nell'estate del 2024 in linea con le indicazioni ricevute dal Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, ha detto il Presidente della Società Stretto di Messina Pietro Ciucci. La stessa società adesso sarà chiamata ad aggiornare lo studio di traffico, l'analisi costi-benefici, il piano economico-finanziario con la definizione dell'ammontare degli investimenti e dei costi di gestione e la relazione di sostenibilità, ma occorrerà prevedere i fondi, 12 miliardi che secondo il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini saranno spalmati da qui al 2032, data prevista di ultimazione. E parla anche del ponte la segretaria nazionale Elly Schlein ad Agrigento per la festa dell'unità. L'ha incontrata per noi Luca Ciliberti. Segretario, il Presidente del Consiglio dice di aver varato una manovra che è a favore dei ceti più deboli e soprattutto che lotta alla povertà. Che ne pensi? Ma penso che finora in un anno di governo Meloni hanno colpito i poveri anziché colpire la povertà. L'hanno fatto cancellando con un SMS il reddito di cittadinanza, l'hanno fatto cancellando 330 milioni di fondo per l'affitto. Erano quelli che facevano i video, come Giorgia Meloni, contro le accise e durante il loro governo le accise sono aumentate. Il costo della benzina questo settembre è arrivato a 2 euro. Questo ha messo in difficoltà molte famiglie e di provvedimenti ancora non ne abbiamo visto in concreto. Quindi li aspettiamo a vedere concretamente dove mettono le risorse. In Sicilia, forse più che del resto d'Italia, viviamo due problemi con la sanità, le liste d'attesa e l'immigrazione sanitaria, ancora oggi. Non è accettabile avere liste d'attesa che durano 2-3 anni, persone che non riescono a prenotarsi un appuntamento e rinunciano a curarsi, soprattutto le persone più fragili, le persone più povere. Noi chiediamo che ci siano più risorse sulla sanità pubblica universalistica. È bastato un anno al governo di Giorgia Meloni per invertire il trend di crescita del Fondo Sanitario Nazionale. Mettiamo lì le risorse della manovra, perché le persone stanno rinunciando a curarsi e non è accettabile, perché nei reparti manca il personale e non lo possiamo accettare, perché anche questo si traduce in tagli dei servizi e in privatizzazione. Salvini va ancora sbandierando l'inizio della costruzione del ponte sullo Stretto di Messina per l'anno prossimo. Ma io lo inviterei a fare anche solo la Palermo-Agrigento che io ho fatto oggi. Mi hanno detto 12 anni di costruzione e ancora stanno facendo i lavori. Non è accettabile la situazione attuale della mobilità in una regione che quest'estate ha avuto anche il dramma dei roghi. Allora è adesso che serve investire risorse sulle infrastrutture che mancano, le strade anche interne, le infrastrutture ferroviarie, altro che il progetto del ponte, che il progetto di Salvini è già obsoleto, costosissimo e chissà quando lo vedranno eventualmente i siciliani. Ma sull'oggi il ministro Salvini che cosa investe? Nulla.
Un sit-in per dire no alla mafia si è svolto stamattina presso la villa Falcone Borsellino di Castelvetrano, il paese di cui era originario Matteo Messina Denaro. L'iniziativa è stata dell'avvocato Giovanni Licausi e condivisa dai sindaci di Campobello di Mazara Giuseppe Castiglione e Castelvetrano Enzo Alfano. Erano presenti poco più di 100 persone, tra cui assessori, consiglieri comunali, parenti di vittime di mafia e Giuseppe Cimarosa, il regista di teatro equestre, parente di Matteo Messina Denaro, che ha preso le distanze dalla famiglia. Parliamo di rifiuti. Il Comune di Catania in cerca di soluzioni per uscire dall'emergenza. Saranno realizzate diverse isole ecologiche in pieno centro, ma i residenti di via Patanè Romeo si oppongono. Invece di piantare alberi, li sradicano. Tonino De Mana. Mentre proliferano le discariche abusive con la città di Catania alle prese, con un'emergenza rifiuti senza fine, il Comune cerca soluzioni per incrementare la raccolta differenziata con l'obiettivo di ridurre le tonnellate di immondizia da conferire nelle discariche sempre più sature. L'ultima idea di realizzare un'isola ecologica in via Patanè Romeo, in mezzo ad enormi palazzi e con 2 scuole non distanti, non va giù ai residenti che non vedono di buon occhio il progetto, in primis per la scarsa attenzione per il verde, quel poco esistente, si sta inesorabilmente cancellando. In questo video amatoriale girato da un cittadino si vede una ruspa mentre sradica diversi alberi. E questa, che era un piccolo polmone verde, sparirà nel giro di poco tempo. Tra l'altro non si capisce per quale motivo questa isola ecologica venga realizzata in questo spazio quando ce n'erano già 3 centri di raccolta, non proprio isole ecologiche, in centro città, che però sono state chiuse dopo poco tempo dall'apertura. Perché non scegliere un altro spazio più idoneo? C'è chi si rivolge alle istituzioni cittadine. Rivolgo un appello al sindaco affinché riveda questa scelta, all'assessore Tomarchio e in particolare all'assessore Parisi, che ha chiesto e ottenuto i finanziamenti per questo scempio. Tra l'altro c'è anche un problema di viabilità, molti mezzi verrebbero qui a conferire. Assolutamente sì, come potete notare qui c'è un'unica arteria, un'unica strada che non è neanche una strada principale, è una strada di quartiere. È una zona molto trafficata. Da via Patanè Romeo a via Vagliasindi il passo è breve. Qui invece una discarica abusiva a cielo aperto e attiva H24, specie nelle ore notturne, quando gente senza scrupoli scarica di tutto, senza controllo e senza ritegno. A Messina un arancino da record, oltre 56 kg per entrare nel Guinness dei primati. Vediamo. L'arancino più grande del mondo parla messinese. Il record è stato centrato ieri sera a Piazza Duomo, dove è stato fritto un arancino da 56 kg e 200 grammi, certificato dal giudice Lorenzo Veltri, noto per la sua partecipazione allo show dei record. A realizzarlo sono stati Stefano e Davide Ferro della Rosticceria Panillo, che hanno poi devoluto il grande arancino alle mense dei poveri di Sant'Antonio e della Beata Eustochia. Per loro una grande emozione. C'è un'emozione e soprattutto una soddisfazione che ci ha tenuto in un brivido dalla costruzione al trasporto fino a qua, alla frittura, a tutto, ma grazie a Messina, grazie a tutti ce l'abbiamo fatta. L'emozione non si contava la paura, il cuore piccolino per la paura di cadere, che qualcosa andasse storto. Ma ringraziando a tutti ce l'abbiamo fatta ed è stata una soddisfazione immensa poter portare questo arancino qua agli occhi di tutta Messina. Superato il precedente record di 37 kg e 200 grammi appartenente ai cuochi catanesi Carlo Cannavò, Francesco Spampinato e Orazio Gravagna, sotto gli occhi di tantissima gente che ha gremito una piazza Duomo che si è trasformata in un parco gastronomico, dove è stato possibile anche degustare un nuovo arancino, il Messenion, realizzato con gli ingredienti provenienti dai comuni di Messina, Galati Mamertino, Giardini Naxos, Montalbano e Licona, Novara dei Sicili e Tripi, un progetto voluto dal comune e da Confcommercio che intende dare seguito al programma di valorizzazione del brand Messina. Una breve pausa, tra poco ampio spazio dedicato allo sport. Bentornati
Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, continua a vincere il Palermo che al Barbera ha sconfitto 2-1 il Sud Tirol. Rosanero sotto di un gol nel primo tempo, poi nella ripresa la formazione di Corini ha ribaltato grazie ai gol di Ceccaroni e Aurelio. Rosanero secondi in classifica. Parliamo del Catania, un Catania davvero impeccabile che vince 4-0 a Caserta e si riprende il ruolo di protagonista del campionato. Tabiani azzecca tutte le scelte, doppietta per Di Carmine e Chiricò, autore quest'ultimo di 2 super gol. Marco Carli. Un gran bel Catania recita da protagonista e domina Caserta. 4-0 il finale per gli etnei, un risultato che arriva dopo una settimana delicata e dà il senso della forza e delle unità del gruppo, oltre che della qualità dei suoi interpreti. Tabiani indovina tutte le mosse e schiera nuovamente Quaini davanti alla difesa. L'approccio è da squadra affamata, con una punta di genio però, perché Chiricò decide di scrivere la storia della neonata società e dei colori rossazzurri con un gol da cineteca. Dalla propria metà campo fa partire un tracciante che illumina ulteriormente la giornata di sole casertano. Venturi è pescato fuori dalla porta ed è 1-0 per i rossazzurri che giocano in maglia bianca. Un autentico Eurogol che va apprezzato ancora. Dopo tanti pali e traverse in avvio di campionato arriva anche questa bellezza. La Casertana prova a tornare in partita ma è punita al 25esimo. Verticalizzazione che arriva a Zammarini, gran girata del centrocampista e sulla ribattuta irrompe il bomber Di Carmine, tappin vincente e 2-0. Il Catania è padrone del campo e colpisce anche l'ennesimo legno della stagione con Rocca al culmine di un'azione bellissima sull'asse Quaini-Castellini. Il più bel primo tempo della stagione della squadra di Tabiani fa da preludio ad un avvio di ripresa ancora migliore. Cangelosi corre ai ripari e cambia 5 giocatori, ma a segnare è sempre il Catania. Prima con Di Carmine che riceve palla al limite e fulmina ancora Venturi. E poi con Chiricò che si accentra e lascia partire un tiro di sinistro che si spegne all'incrocio dei pali. Se la rete da centrocampo è la copertina dell'incontro, questa ne segna abbondantemente i titoli di coda. Il resto è accademia, con Beters che mantiene inviolata la propria porta e Bocic che si fa espellere ingenuamente con la partita ormai in ghiaccio. Prima vittoria della storia a Caserta, se quello del Pinto è il vero Catania lo dirà il resto del campionato, ma di certo quella che esce dallo Stadio Campano è una squadra convinta dei propri mezzi che unisce genio e regolarità, un mix che può essere letale. E ora il commento post gara del tecnico Tabiani, sentiamo. Io penso che i ragazzi oggi veramente meritino un applauso perché non era facile venire qua e aggredire la partita in questo modo. Sin dall'inizio si è capito che volevamo avere predominio, volevamo cercare di trovare il gol. Abbiamo avuto veramente tante situazioni, quello che magari non riesce in una partita o in 2 partite cerchi di lavorare molto su quell'aspetto che magari sei venuto a mancare prima. Le squadre si costruiscono in questo modo, quando dicono che hanno vantaggio quelle che iniziano già dall'anno precedente è semplicemente perché tanti dettagli sono già dentro il gruppo. Noi li stiamo mettendo avendo qualità, avendo anche una grande, perché qui parliamo tanto della qualità individuale che è alta, ma anche le qualità morali, perché oggi hanno veramente, non oggi perché l'hanno fatta anche lunedì, perché dopo il gol subito hanno reagito. È un gruppo che ha anche valori umani importanti, se no si sarebbe sbriciolato oggi, ma probabilmente si sarebbe sbriciolato anche lunedì. Quindi questo è un altro aspetto positivo. Aumenterà tutto sempre di più, con qualche passaggio a vuoto come è normale che ci possa essere, ma sono sicuro che, come si è detto prima, può essere una partita importante. Prima vittoria in campionato per il Messina che oggi pomeriggio ha superato 1-0 al Franco Scoglio l'Avellino. Decisiva nel primo tempo una rete dell'ex della partita, l'attaccante giallorosso Plescia. Sergio Colosi. Marco Firenze crea, Vincenzo Plescia segna ed Ermanno Fumagalli conserva. La vittoria del Messina sul quotato Avellino in 3 mosse, ma è stato l'intero impianto di gioco costruito da Modica a funzionare, limitando al massimo errori e distrazioni, spesso fatali nelle prime 3 partite. Il resto l'ha fatto l'Avellino, apparso ancora lontano dagli standard di una squadra pronta a giocarsi la promozione in Serie B, nonostante le 2 vittorie della nuova gestione Pazienza in panchina. Buona partenza degli ospiti con Varela, una spanna superiore a tutti gli altri. L'ex Cittadella prima colpisce il palo esterno e poi costringe Fumagalli al primo di una serie di interventi decisivi. L'infortunio di Rigione penalizza l'Avellino perché entra Mulè che ancora a freddo lascia un buco in difesa. Sull'angolo di Firenze Ferrara colpisce il palo.
prove generali del vantaggio che matura al minuto 29 con Plescia di testa. Da buon ex non esulta, ma consuma la sua vendetta per essere stato messo ai confini del progetto biancoverde. L'Avellino sbanda, manetta sfiora il bis prima di un tentativo di Cionek, posizione ideale ma piedi da difensore in chiusura di tempo. La ripresa si apre con una parata di Fumagalli su Sgarbi, ma le altre emozioni arrivano nel finale, frutto della disperazione degli irpini e della paura di vincere dei giallorossi, salvati da super parate di Fumagalli su Armellini e Marconi. Le due squadre rimangono prime in 10 per il doppio rosso a Polito e Benedetti, prima ammoniti sempre per reciproche scorrettezze e poi in 9 per l'infortunio a Cionek con i cambi già effettuati e per un esausto Plescia che fatica a camminare ma tra gli eroi di giornata in un pomeriggio da incorniciare per lui e per il Messina. E per stasera ci fermiamo, grazie per averci seguito e buona serata.